clima tesissimo in casa Napoli. Nella serata dopo il pareggio contro il Salisburgo in Champions League, i giocatori azzurri hanno deciso di interrompere il ritiro imposto dalla società fino a domenica, decidendo di tornare nelle proprie abitazioni in autonomia. Un vero e proprio ammutinamento preso dai calciatori che riflette gli animi tesi in casa azzurra. A questo episodio si aggiunge anche la volontà del tecnico Carlo Ancelotti di non presentarsi in conferenza stampa dopo la gara, in pieno contrasto con il regolamento UEFA che impone agli allenatori di presentarsi davanti ai giornalisti al termine di ogni incontro. Mario Balotelli continua a raccogliere messaggi di solidarietà, dopo che durante il match contro l'Hellas Verona l'attaccante del Brescia è stato oggetto di insulti e cori razzisti da parte dei tifosi del club avversario. Questa volta è stata la Roma ad esprimere tramite social la propria vicinanza al giocatore, condannando ogni manifestazione di odio e chiedendo ai tifosi di fare altrettanto. Il tweet, pubblicato dalla società giallorossa, recita: «La Roma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica. Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile. È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo». Jürgen Klopp, dopo la vittoria contro l'Arsenal nella Carabao Cup, aveva minacciato il ritiro della sua squadra se non si fosse trovata una soluzione di calendario per il turno seguente, i quarti di finale dove i Reds incontreranno l'Aston Villa. Alla fine il ritiro non arriverà, ma neanche una soluzione. Il problema è uno: la settimana che vede impegnato il club nella Coppa inglese coincide esattamente con l'impegno nella Coppa del Mondo della FIFA in Qatar. Di conseguenza, precisano i Reds in un comunicato, utilizzeremo 2 squadre contemporaneamente, con una formazione che parteciperà alla Coppa del Mondo e un'altra che prenderà parte alla Carabao Cup, una situazione piuttosto paradossale. Questa sera a San Siro l'Atalanta affronterà in Champions League il Manchester City. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico della squadra bergamasca Giampiero Gasperini. A partire di domani sera, comunque, al di là del valore dell'avversario, insomma, riconosciuto, per noi rappresenta comunque ancora un'opportunità, no? Noi sappiamo che con un risultato siamo ancora dentro, con un risultato positivo siamo ancora dentro. Vediamo quella che può essere la qualificazione, oppure al terzo posto che vale comunque l'Europa League. È importante fare il risultato. È chiaro che il coefficiente di difficoltà è molto alto perché giochiamo contro una squadra fortissima, lo sappiamo, però per fortuna si riparte da 0-0 e quindi è giusto che noi pensiamo di poter fare risultato.